Benvenuti a tutti nel centro di Udine, mi trovo in compagnia del sindaco Pietro Fontanini. Allora sindaco, intanto è sempre bello rivederci in questa bella cornice e abbiamo visto anche una Udine piena di turisti grazie anche al bellissimo e ricco calendario di eventi che avete programmato. Sì, tanti turisti, soprattutto in queste belle giornate di sole, siamo sotto il sole qui in piazza Leonello, ci sono dei turisti arrivati con le biciclette, sono persone che arrivano in pratica dal mondo tedesco, Austria, Germania in particolare, scendono con la pista ciclabile attraverso la pista ciclabile Alpe Adria e si fermano anche qui nel centro della città per visitare i monumenti, visitare le cose belle che abbiamo in città. Molti si fermano anche per la ristorazione, perché ricordo che il centro di Udine, che abbiamo reso molto pedonale, è zona frequentata proprio per la ristorazione, sia durante il giorno che soprattutto la sera, in cui molte persone arrivano per consumare prodotti tipici, insomma, del nostro Friuli e bere un buon bicchiere di vino, perché sappiamo che questa terra è generosa per quanto riguarda il vino. Verissimo, infatti penso si senta un po' qualche rumore così da convivialità e anche la musica italiana è apprezzatissima anche da molti turisti che possono approfittare proprio dei concerti in castello. Tra l'altro proprio i primi di agosto c'è stato l'appuntamento con NEC e poi si continua anche con il festival nei suoni dei luoghi, con questi concerti dove si possono apprezzare anche gli strumenti della musica classica, e poi il 9 agosto l'omaggio proprio a Battisti. Sì, il 9 agosto l'omaggio a Battisti con le musiche in pratica composte da Mogol, i testi di Mogol, la musica di Battisti, di Lucio Battisti, musica soprattutto per chi ha i capelli bianchi come me, insomma molto amata, molto ricordata. E penso che, come tutti gli avvenimenti che finora abbiamo fatto in castello, ci sia una ottima partecipazione da parte del pubblico. I posti a disposizione sono circa 1 migliaio, anche se le sedie sono 2000, ma la regola è questa. Una sedia sì, una no. Una sedia sì, una sedia no da occupare. E quindi c'è una buona risposta, non solo in castello, ma anche qui in Piazza Libertà, dove c'è sul plateatico la possibilità di assistere soprattutto a concerti jazz, di musica jazz. Poi c'è Piazza Venerio, anche lì c'è una struttura che permette alle persone di assistere a dei spettacoli, in questo caso sono spettacoli di teatro, conferenze sotto la loggia del Leonello. Quindi un'estate con tanti appuntamenti, ma soprattutto con un'ottima risposta da parte del pubblico. Io sono veramente soddisfatto di quanta gente viene ad assistere a questi appuntamenti e l'apprezzamento che tanti fanno nei confronti di chi ha organizzato e poi di coloro che eseguono le musiche e che fanno le performance qui in città. C'è tanta voglia insomma di ritrovare questi momenti, oltretutto il calendario è ricco anche per tutte le tipologie di età, ci sono tanti incontri, laboratori per i bambini, c'è il cinema all'aperto, insomma sono veramente molti gli eventi, per cui potete consultare anche il sito del Comune di Udine dove trovate tutto il programma di appunto Udine Estate. Vuole ricordarci o salutarci sindaco con qualche idea o qualche suggerimento per la nostra estate? Ma io direi che Udine la sera è abbastanza fresca, non posso dirlo durante il giorno, ma chi vuole così respirare l'aria ancora più fresca salga su sul piazzale del Castello, che è molto ampio, trova anche un locale per la ristorazione e poi può assistere a questi appuntamenti musicali che sono distribuiti lungo la settimana. È un luogo dove la ventilazione permette in pratica di passare ottime ore di musica, ascoltare buona musica senza dover in pratica sudare, insomma, e soprattutto siamo all'aperto. Di questi tempi sappiamo che ancora stare all'aperto è una regola importante per arginare il coronavirus. Verissimo, quindi estate in sicurezza e con tanti appuntamenti nel centro di Udine, e io e il sindaco ora andiamo a farci 2 passi a goderci questa meravigliosa città e vi diamo appuntamento la settimana prossima. Zero FM. It's love or it's lust. We just need to